Beh, io devo complimentarmi con il Comune di San Pietro di Feletto, con Arcangelo Chiai, il maestro fotografo, per questo nuovo progetto che è stato portato avanti in questo Comune. I giovani, questi ragazzi, dobbiamo definirli proprio degli ambasciatori del nostro territorio, con queste immagini stanno raccontando il nostro paesaggio, quello che è stato riconosciuto nel 2019 patrimonio dell'umanità UNESCO. Quindi coi giovani, coi loro occhi, riusciamo e dobbiamo raccontare il nostro territorio e grazie a loro dobbiamo guardare al futuro, un futuro che è di salvaguardia, di tutela, ma anche di promozione di quelle che sono le nostre aree, i nostri territori, e grazie ai giovani sicuramente riusciremo ad ottenere dei grandi risultati. Lo dimostra la mostra di oggi, che appunto con queste immagini rappresentiamo quelli che sono gli elementi significativi e principali del nostro patrimonio. Quindi un grazie a loro e un grazie a tutti quanti per il progetto che è stato messo in piedi qui a San Pietro di Feletto, e questo penso e spero sia un esempio anche per gli altri comuni della zona.